Buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico e tifosissimi del Partinica Audace. Siamo qui al campo sportivo di Giardinello per commentare il primo derby storico in questo campo tra Partinica Audace e Giardinellese. Un derby attesissimo. È iniziata adesso la partita tra Partinica Audace e Giardinellese. Una novità sicuramente la formazione del Partinica Audace è quella che giocano per la prima volta in stagione De Luca e Butera insieme. Primo tiro proprio da parte di De Luca. Pronto. Calcio di punizione battuto adesso. O rimbalzo che beffa Cascione, ma viene pescato in fuorigioco. Importante sicuramente quello in Coppa, segnato sul campo del Piana, che poi decise la partita 0-1. Diventa il successo più importante della stagione della Giardinellese. Spugnare il campo della capolista, seppur in Coppa, è sicuramente un risultato di prestigio. Tanto prova a accelerare Pulizzi dentro l'area di rigore, ci riesce, la palla arriva a rimorchio sui piedi di Drago, che non riesce ad impattare bene con il pallone. La prima occasione della partita del Partinica Audace sui piedi di un partinicese Doc. Pronto il capitano della Giardinellese che calcia. Facile presa per Antonio Cascione. Entrati nell'ultimo giro d'orologio, anche se forse il cronometro del direttore di gara diceva qualcosa in più. Scardina al cross per Butera. Ha provato una rovesciata che l'avrebbe fatto ringiovanire di qualche anno. Appena rimediato un giallo. Viscuso, cross interessante per la testa di De Luca, poi Butera! Palla alta sopra la traversa. Sono 4+1 in barriera, possiamo dire così. Parte Viscuso e la palla entra! E il Partinica Audace va in vantaggio e sblocca una pratica complicatissima. Carmelo Viscuso che approfitta l'errore di Di Piazza. Tanto di Trapani, la palla arriva a Cascione che in due tempi la fa sua. E allora Maranzano, pronto ad andare con le mani, direttamente sulla testa di De Luca, la sponda di testa! E stava per farla nuovamente grossa Di Piazza. Adesso il Partinica Audace perché l'ha rimessa per la Giardinellese. Cusumano fa un grandissimo recupero, c'è De Luca in aria, grande aggancio, De Luca, palo! E poi Scardina! Raddoppia il parziale. L'abbraccio se lo prende De Luca con Cusumano, ma è il 2-0 è di Scardina, classe 2005, che torna a segnare. Ed è un gol importantissimo il suo. Tanto Pulizzi pensa al tiro e poi Di Piazza ci mette la mano, anche se la palla sarebbe uscita. Tanto mi sa che è stato espulso mister Adragna, quindi nel match dell'ex rimedia un cartellino rosso. Tanto altri due ragazzi si stanno scaldando nella panchina del Partinica Audace. Vedremo se ci saranno altri cambi nel finale. Intanto prova ad accendersi Cristian Longo che salta l'avversario con un sombrero. Ancora Longo, c'è De Luca in aria. Poi Di Piazza e intanto De Luca se lo vorrebbe mangiare con gli occhi al suo compagno. E finalmente arriva il triplice fischio al 94esimo. Il Partinica Audace vince 2-0 sul campo della Giardinellese.